Pinzano è un ponte che collega le persone. Pinzano è magia, antichi castelli abitati da principi e le grotte dilagane dalle lunghe trecce. Pinzano libertà perché posso andare a piedi scalzi nei prati. Pinzano è arte come gli affreschi delle Pievi. Pinzano è dolce come un capriolo che sbuca improvvisamente sul prato. Pinzano è invitante come i golosi formaggi di capra, il dolce miele e il succo di mele. Pinzano è storia, un bosco di faggi di 100.000 anni. Pinzano è incontro di merci e pellegrini. Natura incontaminata, cieli dove si vedono ancora le stelle e boschi dove si ascoltano ancora i suoni del bosco. Ci rendiamo conto che il fiume non trasporta solo acqua, ma trasporta anche le storie della nostra vita, della vita dei nostri genitori, dei nonni e di tutti i nostri antenati. Queste storie sono intrecciate tra loro e sono in connessione. Le feste, gli episodi della vita, gli amori, i giri a piedi e in bicicletta e i momenti di riflessione solitaria. Pinzano è storia, dai frammenti delle anfore romane ai cannoni della Seconda Guerra Mondiale. Pinzano ha un fiume, patrimonio mondiale dell'umanità, re dei fiumi alpini. I fiumi lo sanno, non hanno fretta, un giorno ci arriveranno al mare. Anche noi, come il fiume, seguiamo il nostro corso, piccoli o grandi che siamo, ci dirigiamo verso l'immensità del mare. Da Romano Battaglia, Foglie 2009. L'avete sentita che è piuttosto granulosa con dentro nella sabbia? Ecco, questa sabbia va tolta perché perde di duttilità, di malleabilità. Dove l'hai presa Maria? Dove l'hai presa Federico? Lì. Tutta lì. È morbida come lo Mettiamola qua sopra così le vedete tutte e tre. Cosa mettiamo dentro? Mettete dentro l'ossido di ferro. Questa è la prima. Questo invece è l'unicorno, simbolo di, chi mi sa dire, di cosa è simbolo l'unicorno? Avevano l'immagine riportata anche dietro, quindi davanti e dietro. Guardate un po'. Ma è originale. Questo l'ho rifatto io da un originale. Quindi il concetto è che questi piatti erano proprio usati dai Savognans quando mangiavano in questo castello. Pinzano è fertile come il limo che sta sul tagliamento e ferroso come la rossa argilla. A Natale 2021 noi bambini della scuola primaria di Pinzano abbiamo realizzato questo presepe con vari materiali di riciclo che avevamo a scuola. Se osservate, attorno alla Sacra Famiglia scorre il grande fiume e le bellezze del territorio.
il castello, gli alberi di mele e gli animali del territorio, le caprette e le api. Rosa, marroni, blu, addirittura sono trasparenti, qualcuna è anche bianca, appena screziata. Prendiamo un piccolo pezzettino di argilla, una pallina, eccola, fai una bella pallina, prendi una pallina un po' più piccola, così. Che non si chiude del tutto, perché serve solo per il mosaico, quindi tende a spaccare ma senza chiudere. Basta prendere così e dopo si, ecco, bello che è venuto, benissimo. Sì, va bene, questo è il legnone, manca la testolina. Già o chiuderemo del tagliamento, anche piuttosto cicciocchi tipo questo. Grande e il capito com'è? Non sporcatevi troppo, dal basso verso l'alto. Chi ha finito? Ok. Tutte le tessere al posto dove andranno attaccate, quindi già le appoggiate sul disegno, perché le ali si muovono, quindi le metti dove vuoi. E poi mettiamo un'ala qua. Va bene? Ok, bianca. Fatto. Giallo. La sabbia grigia se ne è pochina purtroppo. Io prendo la stessa. Quelle di quarta l'hanno la sabbia bianca. Conviene fare con l'altra mano, almeno controlli un po'. Di blu facciamo le azzurrine. No, l'argento non mi serve. Verde. Puoi mischiarlo con il giallo e il rosso per fare l'arancione. Mi si sta attaccando. Tu gira! Andiamo a bagnare un pochino che si è asciugato. Simuliamo la nascita del fiume, tagliamento. Bravissimo! Wow! Chi è il secondo? Cresce e nasce il tagliamento proprio. Esatto, sembra proprio che sì. Vai tranquilla. Oh, che bello, sul verde, sul giallo. All'inizio è da lì. Che spettacolo, ragazzi! Scia di una nave che stava passando nell'acqua. Il tagliamento. Che ancora colore. Non capivo. Io ho capito, no, non si può fare neanche. Io me lo prendo. Chi vuole fare il pesce? Io faccio la volta. Bianco. Sono colori vegetali e minerali. Quindi una volta quando si asciugheranno vedrete la sabbia del tagliamento che emerge dal colore.
Ma dai, te lo dico. Vuoi vedere che tra poco Io ho scelto argento, blu e Io verde e azzurro. e verde. Piano, se no ovvio che ti sto giocando. Bravissimo, sei l'unico. Benissimo. Adesso lo vado leggermente ad aiutare. Molto bene, andiamo ad aiutarlo. Ok, tu mettilo dove ti sembra che il colore sia troppo statico, ma sempre in alto, eh? Lasciamo fare all'acqua. Ecco, così facciamo il giallo che va verso gli altri colori.